Benissimo, grazie. Intanto vi ringrazio molto, è stato un invito molto gradito e sono onorata di partecipare alla vostra riunione perché devo dire che il contributo del FOIV, il contributo degli ingegneri anche della mia provincia, perché appunto avendo il presidente Carraro come delegato, noi siamo anche, diciamo, partecipiamo anche al CUP Venezia, quindi una presenza e un rapporto consolidato nel tempo, perché devo dire che per l'area tecnica FOIV non ha mai fatto mancare il contributo quando dobbiamo presentare le istanze dei professionisti ai tavoli della regione. Questo è uno degli obiettivi che ci siamo posti come CUP e che stiamo perseguendo con molta determinazione, direi, perché appunto abbiamo sempre avuto questo problema di farci sentire, di far contare la voce dei professionisti nei vari ambiti, nelle proposte e anche nella progettualità della nostra regione. Quindi io come professione faccio la consulente del lavoro e anche l'area fiscale, quindi diciamo che rappresento l'area economico-giuridica. E in questo modo, con l'altra area, che è la terza area, che è l'area sociosanitaria, noi copriremmo tutti gli ambiti di intervento della vita civile, della vita commerciale, della vita economica della nostra regione. E quindi abbiamo sempre con appunto determinazione chiesto una rappresentanza attiva, non solo in fase consultiva, ma in fase propositiva nei vari tavoli. E siamo effettivamente nel tavolo del documento di economia e finanza della Regione Veneto, che ogni anno, diciamo, espone i dati di bilancio e i capitoli di spesa in cui la Regione pone appunto dei progetti. Qui sempre ognuno nell'ambito delle proprie competenze presentiamo le proposte dei professionisti. Siamo stati auditi più volte adesso anche per quanto riguarda il piano regionale di ripresa e resilienza, e anche per merito di Mariano abbiamo avuto un incontro diretto anche con l'assessore Marcato, che è l'assessore allo sviluppo economico, proprio perché vogliamo che i professionisti siano parte, e lo sono, come elemento economico, non come solo il professionista che conosciamo tutti, interpreta le norme, interpreta tutto quello che diciamo viene dal governo, dagli enti, dalle istituzioni, e lo traduce in opere, in fatti concreti e importanti nei confronti dei cittadini. Noi siamo anche coloro che traduciamo certi linguaggi tecnici e li rendiamo comprensibili a tutti. Quindi abbiamo attivato questi tavoli e ora, credo che sia un'occasione molto importante, hanno aperto il tavolo della coesione. Il tavolo della coesione è frequentato da tutti gli operatori economici, dai comuni e da tutti gli enti, istituzioni, università, e dovrebbe appunto già in fase propositiva presentare dei progetti per il prossimo settennato per l'utilizzo sia appunto dei fondi che riguardano il recovery plan, sia per i fondi che abbiamo normalmente in dotazione, quindi EFS e FESR. Quello che noi abbiamo sempre notato è che i fondi che appunto sono stanziati per i vari progetti lasciano pochissime risorse ai professionisti, anche perché se siamo formalmente equiparati alle piccole e medie imprese, spesso come sono strutturati i bandi risulta di difficile accesso appunto al professionista che ha una struttura diversa dall'impresa, e quindi quello che noi abbiamo chiesto è appunto di dedicare delle linee di finanziamento per i professionisti, non solo FSE, quindi formazione, ma anche fondi per lo sviluppo dei nostri studi, quindi digitalizzazione, acquisto di attrezzature, acquisto di software, insomma di tutto quello che può essere utilizzato dal professionista per sviluppare la propria attività. Questo è un tavolo appena aperto, abbiamo vari ambiti tematici
e appunto con Mariano, con il presidente Carraro, abbiamo già in programma di partecipare. Il prossimo tavolo mi pare che è per voi è il 19 di maggio sui cambiamenti climatici. Quindi so che il presidente si fa interprete nei confronti della FOIV, che è sempre molto, diciamo, gradita perché porta sempre dei contributi di altissimo valore scientifico e di ricerca, di studio, e di questo veramente io vi ringrazio di cuore. Quindi penso che ci siano anche altre cose da fare, come consolidare i nostri rapporti con professioni diverse. Noi abbiamo avuto un bel riscontro perché abbiamo fatto un convegno regionale come consulenti del lavoro con avvocati commercialisti, ed ha partecipato anche un vostro rappresentante per quanto riguarda il bonus 110%. È stato molto apprezzato perché abbiamo avuto il confronto con idee, con visioni totalmente diverse, perché noi la vediamo dal punto di vista burocratico, di procedure, di fare pratiche, come si dice, appunto di tutta la responsabilità che comporta questa azione, e invece voi date un contributo per farci comprendere anche quello che noi dopo dovremo andare a asseverare, perché noi asseveriamo dei documenti che però sono il frutto di un'attività che l'area tecnica e in particolare gli ingegneri insomma, svolgono in modo importante. Quindi io credo che si possano attivare, anche noi abbiamo una rappresentanza a livello veneto, e quindi magari possiamo anche pensare di attivare degli incontri, dei webinar su tematiche che possono interessare trasversalmente le nostre professioni. Parlo di sicurezza sul lavoro, parlo di codice degli appalti, insomma ci sono molte cose che sono interconnesse e interessano, diciamo, le varie professioni, perché noi sulla questione degli appalti, per esempio con la gestione del personale e proprio dei contratti di appalto, insomma, abbiamo una certa attenzione su questa materia. Quindi noi siamo aperti appunto a qualsiasi contributo. Vi ringrazio ancora perché, ripeto, Presidente Boschetto, che il contributo degli ingegneri non si è mai fatto aspettare ed è sempre stato puntuale, preciso e molto importante dal punto di vista dei contenuti. Grazie. Stiamo promuovendo un cambio culturale, perché siamo visti sempre come coloro che danno il contributo professionale di alta, diciamo, consulenza come singoli in qualsiasi ambito professionale. Quello che vogliamo portare avanti come CUP è proprio invece che siamo una categoria produttiva al pari di quelle che ha citato anche Mariano, artigiani, commercianti, eccetera, anzi diciamo che siamo la parte più elevata, ci chiamano i lavoratori della conoscenza, sia dal punto di vista dello studio che dal punto di vista dell'alto livello professionale e del contenuto del nostro apporto, e quindi non è facile perché, come sapete, insomma, in Regione la maggior parte dei progetti risulta già confezionato e poi ti fanno fare delle piccole rifiniture. Quello che vogliamo fare è entrare in maniera più diretta, perché sono sicura, anzi lo abbiamo sempre dimostrato, che abbiamo tante cose da dire e quindi di essere un interlocutore al pari degli altri. Se arriviamo anche ad esserlo al tavolo delle parti sociali, questo sarebbe un contributo molto importante, perché siccome io mi occupo di lavoro, non è che il lavoro o il problema del lavoro sia il problema del lavoro dipendente. Il problema del lavoro autonomo e del lavoro professionale è importantissimo, specialmente in questo periodo, perché ha tenuto in piedi l'economia di questo Paese in questo momento di grande difficoltà. E quindi anche noi dobbiamo avere la dignità di quei lavoratori che sono indispensabili per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese, del nostro territorio. Io vi ringrazio, resto ancora un po' volentieri ad ascoltarvi. Grazie ancora Presidente Boschetto, grazie a tutti e vi Grazie. auguro una buona continuazione. Grazie.